liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi è il Dazi Day o Liberation Day nel linguaggio trampiano, perché stasera il Presidente degli Stati Uniti annuncerà finalmente nel dettaglio l'attuazione della sua politica dei dazi. E in giro sui giornaloni, nel mainstream, imperversa ovviamente un'isteria fuori controllo, si annuncia l'apocalisse imminente a causa dei dazi di Trump. Vorremmo solo mettere in premessa che i dazi sono lievemente uno strumento perenne della politica economica e della politica estera americana. Cioè, per intenderci, il Congresso americano si riunisce per la prima volta nel 1789, tra le altre cose di cosa si discute? Di dazi. I dazi, tra l'altro, per, come dire, fare un salto storico e arrivare all'altro ieri, sono stati anche quelli di Trump confermati, a volte implementati da Joe Biden, che pochi giorni prima della fine del suo mandato ha aumentato dei pesanti dazi sull'alluminio. Quindi l'isteria, come al solito, è un tarocco del mainstream. Vediamo cosa dice la realtà. La realtà, anzitutto, è nelle parole della portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, che ieri ha detto che i dazi entreranno in vigore immediatamente perché troppi paesi stranieri hanno i mercati chiusi alle nostre esportazioni. Questo è fondamentalmente iniquo. L'assenza di reciprocità contribuisce ogni anno al nostro ampio e persistente deficit commerciale che ha distrutto le nostre industrie. Questo è uno dei primi obiettivi di fondo di Trump, cioè riequilibrare la bilancia commerciale fortemente squilibrata anche a vantaggio dell'Unione Europea, soprattutto a vantaggio della Germania storicamente, la quale ha approfittato della sua posizione di primazia economica in Europa, mentre tra l'altro si faceva pagare la difesa dal contribuente americano, ma questo è un altro capitolo, anche se per Trump sono legati. Solo per dare un'idea, perché poi l'isteria cosa omette? Omette che i dazi nei confronti di merci e prodotti americani sono oggi, mentre parliamo ora, sono in vigore da parte, per esempio, anche dell'Unione Europea. Cioè al momento gli Stati Uniti impongono un dazio del 2,5% sulle auto importate dall'Unione Europea. L'Unione Europea impone un dazio del 10% sulle auto importate dagli Stati Uniti. Avrà delle ragioni Trump, non sarà un pazzo che vuole distruggere l'economia continentale da un lato e la sua dall'altro, anche perché di economia due nozioni le avrà, visto anche la biografia del personaggio. E poi c'è il secondo fronte dei dazi, il fatto che per Trump sono anche e soprattutto uno strumento negoziale. Non a caso ancora venerdì si è dichiarato aperto a stringere accordi con quei paesi che vorranno evitare le tariffe. Allora qui entra in ballo l'Italia, entriamo in ballo noi, perché poi la domanda delle domande è la ricaduta dei dazi trampiani nella vita reale, nell'economia reale, nella filiera delle nostre aziende, nei nostri portafogli. E da questo punto di vista bisogna capire lo schema Trump, cioè quello che non bisogna fare è quello, come al solito, un termometro infallibile. Quello che dice Ursula von der Leyen è invariabilmente quello che non bisogna fare. Non bisogna tentare di vendicarsi di Trump. Primo, perché è una follia che prescinde lievemente dai rapporti di forza. Secondo, perché è proprio sbagliato tatticamente. Cioè la vendetta, tra l'altro a proposito delle anime belle che fanno le schizzinose per il linguaggio trampiano, l'idea di vendicarsi del principale alleato, del socio di gran lunga di maggioranza della NATO, non è una genialata, è una cosa stilisticamente edificante, ma Ursula può tutto e passa in cavalleria. Ma soprattutto innescherebbe una guerra commerciale al rialzo da cui avrebbe da perdere in primis l'Unione Europea, già solo perché gli Stati Uniti hanno una cosina che si chiama dollaro, che è la valuta globale, la valuta degli scambi globali. Qual è lo schema Trump invece? Lo schema Trump è esattamente quello del negoziato bilaterale. L'Italia ha molto da giocarsi in questo senso, non solo come condizioni di partenza, cioè parte da un oggettivo rapporto migliore tra governi rispetto alla media europea, sia da un punto di vista proprio personale, ma che anche politico, diciamo, no, valoriale. Ma poi ha dei singoli punti di caduta su cui può
andare a parare nella trattativa. Ne nominiamo solo due. Un obiettivo fondamentale di Trump, che è quello a cui pensa quando mette i dazi all'Europa, l'aumento delle spese della NATO. L'Italia può, invece che inseguire il folle riarmo europeo sempre della signora Ursula, che vuol dire riarmo tedesco, o nella minore delle ipotesi franco-tedesco, ma sicuramente che non fa gli interessi dell'Italia, può il governo aumentare le spese della NATO per difesa nazionale, non per un inverosimile riarmo europeo barra tedesco, corrispondere a una richiesta storica di Trump e fare di questo una leva negoziale. Di nuovo, l'Italia può valutare una cosa che di nuovo è nel suo interesse, per esempio l'acquisizione del sistema satellitare Starlink di Elon Musk, tecnologia al momento nettamente impareggiabile da qualunque altra tecnologia esistente, figuriamoci dai piani europei che dovrebbero lanciare qualche decina di satelliti entro il 2030. Musk ora, mentre parliamo, ne ha 7600 in orbita. Da un punto di vista della sicurezza, della difesa nazionale, delle infrastrutture tecnologiche e dell'avanzamento sulla cybersicurezza è la tecnologia nettamente migliore esistente, l'Italia può battere un colpo anche nei confronti del sistema Starlink, che è interesse italiano e anche americano, che si chiuda positivamente un'ipotesi Starlink. Sono due esempi niente affatto secondari di possibilità negoziale che noi abbiamo. No isteria, anche perché, scusate, Donald Trump i dazi li ha già messi, cioè esiste un primo Trump, c'è un termometro fattuale da cui è difficile prescindere totalmente, per quanto loro signori prescindano totalmente. Trump mise dei dazi nel primo mandato, ebbene dal 2016 al 2018 l'export italiano, invece di diminuire per effetto dei dazi, aumentò da 36,9 miliardi a 42,4. Allora i dazi saranno una passeggiata? No. I dazi sono una matana di Trump? No. I dazi sono l'apocalisse? No. A patto che ce la giochiamo nel negoziato con Trump e non inseguendo le isterie ursuliane. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.